A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Orcoveggio, riapertura ufficiale dell'impianto bolognese. Prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, sono 11 al via: Alberetta Clowl, Black Sea, Aria Petral, Ace of Art, Alba Chiara Dipa, Alba dei Greppi in prima fila, Amanda Lear, Active Field, Aquila della Notte, Aspramare Ama, Annie Pani in seconda. Favore in chiusura per Alba Chiara Dipa numero 5 Rebecca Dami. Intanto l'errore di Ace of Art, mentre si avvantaggia subito Alba Chiara Dipa, che va a condurre nei confronti di Alberetta Cla, mentre Numero Alba dei Greppi 4 rimane Ace of all'esterno. Hearts, Parte veloce anche squalificato. Aspramare Ama, che cerca di sistemarsi alla corda, mentre a largo Alba dei Greppi. In vantaggio invece Alba Chiara Dipa, che va via a buona andatura, completa i primi 200 in 15 secchi. Resta all'esterno Alba dei Greppi e così in seconda posizione Alberetta Cla a precedere Aspramare Ama, che ha colto ottima partenza dalla seconda linea. Se ne vanno i 400 iniziali completati in 30 e mezzo. In vantaggio quindi la favorita Alba Chiara Dipa, Rebecca Dami in sediolo. In seconda posizione c'è Alberetta Cla con all'esterno Alba dei Greppi, poi Aspramare Ama, a largo anche Annie Pan, poi Amanda Lear. 600 che se ne vanno in 46 e mezzo davanti alle tribune. Continua a guidare Alba Chiara Dipa, che completa Numero il 2 giro All Black SI, in 1 minuto e 2 squalificato. decimi. Sempre all'esterno Alba dei Greppi con in schiena Numero 9 Aspramare Aquila della Ama. Notte, Più dietro squalificato. c'è anche Amanda Lear e all'esterno Annie Pan. Il chilometro è stato completato nell'ordine dell'1,16 e si mantiene in vantaggio a 500 dalla conclusione. Alba Chiara Dipa prova a ritornare sotto Alba dei Greppi, anticipata a mezza ruota da Alberetta Cla, che ora sposta con più decisione quando siamo a 400 dall'arrivo. Alberetta Cla si Numero affaccia su 11 Alba Annie Chiara Dipa, Pan, Alba dei Greppi più indietro squalificato. in quarta posizione Spramarama. Siamo sul finire della piegata con la lotta per la vittoria, che vede impegnate al comando Alba Chiara, all'esterno ancora Alberetta Cla, più indietro c'è Alba dei Greppi e poi ancora Aspramare Ama. Ultimi 80 metri di gara, finale che vede il successo netto per Alba Chiara Dipa, secondo posto per Alberetta Cla, al terzo chiude Aspramare Ama, che piega nel finale Alba dei Greppi. 2 minuti e 3 decimi con 29,8 a chiudere. Il successo netto per Alba Chiara Dipa e Rebecca Dami. Alessio Vannucci al training, la quota da favorita in chiusura di 1,99. Rivediamo le fasi finali con Alba Chiara Dipa, che controlla agevolmente Alberetta Cla, che è buona seconda dopo averne sfruttato la scia, mentre per il terzo cede nel finale Alba dei Greppi, deve accontentarsi e viene battuta da Aspramare Ama.